mentre c'è il saluto dei tifosi delle due squadre. Andiamo a vedere la formazione dell'Unitas Sciacca 4-3-3 scelto da Angelo Galfano per l'occasione. In porta c'è Keba Jaber, in difesa da destra a sinistra Triolo, il recuperato Alfonso Cipolla, Jammeh e Di Mercurio in mezzo al campo. La scelta di Aldo Genco a fare da mezzala, insieme a lui un'altra mezzala tipica, giocatore che può fare anche questo ruolo, ovvero sia Giacomo Fricano, con D'Amico a smistare e a fare diciamo da ponte tra difesa ed attacco. Il tridente composto da Erbini, Cari e dall'ultimo arrivato in casa verdenera, ovvero sia Joao Ricciulli. Risponde l'avola di mister Attilio Sirugo, che cambia pelle a causa anche delle assenze. 3-5-2 per la formazione rossoblù avolana, con Santillo in porta, linea difensiva composta da Touré, Diop e Figini. Sugli esterni giocano Argentino a destra, Gazzara a sinistra, Diga di centrocampo composta da Fratantonio, Ramella e Ricca. In avanti il tandem composto da Gomez e da Silvio Tripoli. Tra l'altro Tripoli e Ricciulli che si ritrovano dopo aver condiviso la maglia e lo spogliatoio della Don Carlo Misilmeri nella prima parte di stagione. Entrambi hanno lasciato la squadra, ma intanto si comincia, mettetevi comodi, è iniziata la finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. Primo pallone gestito dalla Città di Avola, ma già finito tra i guantoni di Keba Jaber. Il servizio per Dennis Di Mercurio, il quale porta sul pallone, oggi capitano Di Mercurio scusate, dopo la prima stagione vissuta in verde e nero, adesso capitano per via dell'assenza dolorosissima di Saro Licata, per lui infortunio muscolare proprio nell'ultima partita prima della finalissima, ovvero sia quella giocata e persa dalla squadra saccense contro il Castellammare, partita che avete avuto modo di vedere, di ammirare proprio con le telecamere di Sportisili TV. Allora vado anche con la lettura delle due panchine, partendo da quella proprio dell'Unitas Sciacca, che porta con sé il secondo portiere Sabella, poi Sinacori, Graci, Mistretta, Lorenzo Galfano, Camara, Margaritini, Caternicchia e Sarolicata, che va in panchina più per onor di firma, più per rappresentanza, che peraltro risponde mister Attilio Sirugo, che manda in panchina il secondo portiere De Luca, poi Rechichi, Andolina, Cicero, Caruso, Fontana, Fusca, Labruna e Lizio. Secondo questo attacco da parte dell'Avola, con la palla gestita sull'out di sinistra, intercettata da Triolo, poi ancora sfera gestita da Figini, viene a prendersela Ricca, poi il servizio per Ture, quale si allarga sulla destra, controllo un po' difficoltoso, alla fine riesce a fermarlo Erbini, giocatore cruciale, fondamentale per mister Galfano. Tra altre cose è passato anche da lui uno dei momenti cruciali di questo cammino in Coppa Italia Eccellenza per l'Unitas Sciacca, ovvero sia la vittoria sul campo dell'Accademia Trapani al ritorno dei quarti di finale, anzi degli ottavi di finale, percorsi che a breve, alla prima pausa della partita, andremo a vedere. Intanto il direttore di gara lascia correre su questo contrasto con D'Amico, è finito a terra un giocatore dell'Avola, si tratta di Ramella, poi l'azione piazzato per la squadra saccense il direttore di gara, il signor Liberio Fundarotto, della sezione arbitrale di Trapani. Gli assistenti, il primo assistente, quello che agisce lato tribuna, Edoardo Pennisi della sezione di Catania, Marco Garofalo invece della sezione arbitrale di Palermo, è il secondo assistente che agisce dal lato dei supporters del Città di Avola.
non potete vedere ma forse potete sentire invece i supporters saccensi, tra le tifoserie più calde dell'intero calcio dilettantistico siciliano. Intanto avanza Alfonso Cipolla, forse è messo giù, poi Ricciulli prova a far correre Fricano, la palla messa in mezzo, Diop tradito anche dal rimbalzo, la spazza in qualche modo, non riesce a tenerla in campo Gazzara. Si riparte con un fallo laterale in favore dell'Unitas Sciacca, una specie di corner con le mani, allora arriva Triolo ad eseguirlo. Sono passati i primi 3 minuti e 40 di questa finalissima di Coppa Italia Eccellenza Sicilia, risultato ancora sullo 0-0. Ricciulli di testa, poi di testa Figini, prova a rialimentare D'Amico, arriva Genco, gli sposta però la sedia e allontana Ramella, poi si gioca dalle parti di Gomez, fallo secondo il direttore di gara ai danni di Dennis Di Mercurio e calcio di punizione per l'Unitas Sciacca. Come dicevo alla prima pausa andremo anche a vedere, anzi direi di andarci adesso a vedere i percorsi, partendo dal percorso dell'Unitas Sciacca che, ricordo, ha superato il Gela al primo turno, 3-0 il punteggio complessivo, poi come detto la vittoria, la doppia vittoria contro l'Accademia Trapani agli ottavi, il passaggio del turno contro l'Athletic ai quarti di finale a causa della vittoria a tavolino ottenuta dai verdenneri nella gara di ritorno dopo lo schieramento da parte dell'Athletic Club Palermo di Pippo Raimondi, che era squalificato, e poi in semifinale vittoria netta contro il San Vito Lo Capo, anche in questo caso vittoria all'andata e vittoria al ritorno. Qui Figini mette via il pallone, torniamo con le immagini in diretta, ci sarà un fallo laterale per lo Sciacca, fallo laterale che ci consente di andare a vedere il percorso delle Città di Avola, abbastanza agevole il doppio turno iniziale contro il Real Siracusa, 0-4 all'andata, 2-1 al ritorno, poi un po' più lottati gli ottavi di finale contro la Leonzio, risolti con il 2-1 ottenuto ad Avola dalla squadra di Sirugo, quarti di finale abbastanza agevoli contro il Città di Aci Sant'Antonio, 7-2 risultato complessivo, infine il doppio 1-0 ai danni del blasonato Vittoria, che ha portato la squadra rossa e blu oggi in maglia bianca a giocarsi il titolo che, ricordiamo, è stato difeso ed è stato tenuto fino ad oggi dal Paternò. Non a caso si gioca al Falcone Borsellino della città etnea. Scopriremo di conseguenza, oltre alla detentrice, la nuova detentrice del titolo, chi sarà anche la squadra ospitante della trofeo nella prossima stagione. Qui D'Amico la gioca in avanti, c'è un corridoio per Fricano, lo anticipa molto bene Figini, palla che arriva dalle parti di Fratantonio, va a puntare Triolo, Fratantonio, arriva anche Ricciulli a dare una mano, la Fratantonio torna indietro, viene pressato dal terzino under scelto da Galfano, poi c'è un fallo di mano di Fratantonio mentre cercava di difendere la palla e calcio di punizione decretato dal signor Fondarotta in favore dell'Unitas Sciacca. Qui la palla però subito intercettata da Tripoli, allora prova a correre Gomez con il destro, palla lenta centrale bloccata da Keba Jaber. Il primo tentativo della partita è per l'Avola, 6 minuti e mezzo sul cronometro, si muove qui intanto Cari sul filo del fuorigioco sotto la nostra postazione, mentre Alfonso Cipolla gestisce, fionda per la corsa di Ricciulli che riesce ad arrivare sul pallone, Ricciulli sterza, viene poi fermato in aiuto da Gazzara che qui rischia un po', va ad affrontarlo Ricciulli, direttore di gara che lascia giocare, e le proteste da parte dei giocatori dell'Unitas Sciacca, le proteste in particolare da parte di Fricano, con, come vedete, anche il quarto uomo che fa anche un po' di fatica a tenere a bada i giocatori dell'Unitas, e anche mister Galfano che stava protestando, mentre c'è Capannello attorno a Ricciulli. C'è stato il contrasto con Gazzara, l'arbitro ha deciso di non punire il contatto tra i due numeri 7 in campo. E allora si è già diramata la questione con il direttore di gara che ha mandato via tutti, l'ultimo a cercare di ottenere qualche chiarimento è stato Dennis Di Mercurio. In ogni caso rimessa per l'Unitas Sciacca che rimane in attacco con questo fallo laterale di Triolo, fermato Fricano, palla per D'Amico che decide di ricominciare da Jaber, è una palla sanguinosa questa perché prova ad arrivare Tripoli, Jammeh con
uno scatto, si rifugia da Kebajaber. Genco, D'Amico, Erbini, subito affrontato, Erbini riesce ad evitare Argentino, poi il contatto falloso con Ramella, calcio di punizione. Le proteste di Aldo Genco che vorrebbe un provvedimento disciplinare ai danni del capitano dell'Avola. Intanto Fundarotto ancora a colloquio con Cipolla, che capitano non lo è per grado ma sicuramente giocatore di altissimo carisma, mentre mette giù il pallone D'Amico per il calcio di punizione per l'Unitas Sciacca. Guarda anche la porta D'Amico, attenzione perché siamo a 35-40 metri dalla porta. 2 in barriera per Santillo. Vediamo la rincorsa di D'Amico perpendicolare alla porta, va a cercare i pali, alla fine ne esce un tiro sporco spazzato via da Diop. Poi Tripoli prova a sfidare sulla corsa triolo, il campo però finisce e allora va fuori la sfera, fallo laterale per l'Unitas che adesso sta cercando di riempire e di assediare la metà campo avolana. Qui la sponda di Cari per Ricciulli, raddoppiato, evita Touré, non evita la chiusura ancora da parte di Gazzara, poi colpo di testa da parte di Mercurio. D'Amico, intercettato il suo passaggio, allora riconquista la palla all'Avola con Santillo, pressato da Cari, riesce a lanciare, arriva Di Mercurio con l'anticipo, poi D'Amico, l'intercetto da parte di Fratantonio che poi con la ruleta riesce ad andare via Genco, scarico sulla destra per Argentino, il quale cerca il lungolinea, trova intervento comodo da parte di Jammeh e allora Cipolla porta sul pallone l'ex capitano dell'Acragas, è andato via in aperta polemica con la società della Città dei Templi, visto che il nuovo regolamento interno della proprietà prevedeva, anzi vietava ai calciatori di svolgere una seconda mansione lavorativa oltre all'impegno sul terreno di gioco, cosa che evidentemente Cipolla non voleva e non accettava. E allora, terminata la storia d'amore tra il capitano e la formazione agrigentina, si è spostato di qualche chilometro e adesso guida con autorità la difesa dell'Unitas. Qualche linea di febbre per lui che gli ha vietato di scendere in campo a Castellammare, è guarito in tempo per giocare la partita più importante della stagione. Qui intanto Cari va a pressare Figini che spazza via, arriva Gazzara, adesso si è spostato Gazzara, adesso sembra anche aver cambiato pelle a livello tattico il Città di Avola, perché quelli che dovevano essere inizialmente i due esterni titolari, ovvero sia Gazzara e Argentino, giocano sulla stessa banda, ovvero sia quella a destra. Ricordiamo che dopo la conquista di questo trofeo proseguirà il cammino della vincitrice della Coppa contro le formazioni calabresi e campane. Intanto Erbini sull'out di sinistra affronta Gazzara, entra in area, Erbini mette al centro, c'è una deviazione per conclusione e palla che si perde fuori. Ci ha provato Cari, anzi ci è andato molto vicino Cari. Stato direttore di gara che richiama l'attenzione della panchina dell'Avola, c'è a terra Santillo, problema al piede destro come potete vedere. Mentre la partita sul campo è ferma, prosegue la partita sugli spalti con le due tifoserie che incitano le rispettive formazioni. Si è rialzato Santillo, quindi nulla di grave almeno sembra per lui, mentre Angelo Galfano incita e richiama l'attenzione di Genco.
Si riprende con Santillo che va a rinvio fiondato e lungo, a vuoto Cipolla, poi c'è il tentativo di inserimento, alla fine la palla recuperata con il fischio che non arriva su Gazzara, alla fine Genco prova a risolverla, gli dà una mano anche Jammeh che allontana e allora corre Fricano, è un 4 contro 4, Fricano corre per vie centrali, si muove Erbini, visto e servito, Erbini all'1 contro 1 con Argentino, si sposta, Erbini calcia, palla fuori. Qui la prima avvisaglia di contropiede da parte dell'Unitas Sciacca col tentativo di Bartolomeo Erbini, sicuramente il più coinvolto, il più cercato in questo primo quarto d'ora di match, mentre il direttore di gara a colloquio con Ramella e con Ricca evidentemente volevano il fischio per il contatto precedente su Tripoli, mentre adesso la conformazione dell'Avola sembra portare ad un 4-3-3, perché adesso Gazzara gioca largo e alto a destra con Tripoli dall'altra parte, con Gomez centrale, e adesso c'è la linea 4 con Touré che fa il terzino sinistro, Argentino fa il terzino destro, proprio Argentino insegue questo pallone, la palla esce e sarà fallo laterale. Andiamo a vedere questa azione con Figini che allontana, la palla è lunga, troppo lunga per tutti, la gestisce Cipolla che col petto appoggia a Keba Jaber. Ricordiamo che entrambe le squadre stanno viaggiando a gonfie vele anche in campionato, mentre scade il primo quarto d'ora della partita, ancora 0-0, poche emozioni fin qui, intanto fallo, scontro duro tra Gazzara e Di Mercurio. Rimangono a terra entrambi, si sta rialzando Di Mercurio, Gazzara ancora a terra, probabilmente anche per scongiurare, mettiamola così, un eventuale provvedimento disciplinare. Si rialza anche Gazzara che zoppica, nessun provvedimento, calcio di punizione, sulla palla c'è Jammeh, ex tra le altre del Mazara 46. Dicevo, delle due squadre che stanno andando molto bene anche in campionato, mentre c'è la sponda di Cari sulla quale non arriva nessuno se non Santillo. L'Unitas Sciacca è terza, il girone A di eccellenza, alle spalle del tandem composto da Athletic Club Palermo e Gela, tanto entrambe superate nel loro cammino di Coppa. Quarta posizione per l'Avola nel campionato, guidato dal Milazzo di Mister Bognanni davanti a modica vittoria e appunto alla squadra di Mister Sirugo. Qui Santillo, sangue freddo per servire Figini. La porta avanti uno dei due centrali, viene incontro Ricca e la smista ancora sul suo numero 6. Lancio lungo a cercare Gomez, vola Jammeh a portargliela via, poi la gioca Silvio Tripoli, la sterzata tentata a Ricca, tocco di Genco, fallo laterale. Approfittiamo di questo momento di leggero break per questo fallo laterale che verrà eseguito da Touré, per andare a vedere quelli che sono i prossimi impegni delle due squadre. Ricordiamo, tanto la palla viene rimessa in gioco, altro fallo laterale sempre per l'Avola, Sciacca che scenderà in campo domenica 19 gennaio per affrontare il San Giorgio Piana, una delle partite di cartello, terza contro quinta, mentre il Città di Avola ospiterà un'altra squadra che ha già affrontato sul suo cammino di Coppa, ovvero sia la Leonzo. Intanto attenzione, la palla che rimane lì, ma c'è stato il fischio dopo l'inserimento di Gazzara, fuori gioco, ravvisato contro il numero 7 oggi in maglia bianca.
intanto la palla battuta con Jammeh che smista su Alfonso Cipolla, poi cerca il cambio gioco a sinistra, trova Bartolomeo Erbini subito di prima, Cari con la sponda, anzi si tratta di D'Amico, l'intervento regolare da parte di Ricca che cerca subito la verticale, Jammeh al contatto con Gomez, riesce a tenere palla, il numero 9 si lamenta per una trattenuta, uno dei due centrali dei verdenneri, per alla fine risolve Capitan Di Mercurio che poi dopo aver recuperato palla per la messa in fallo laterale protesta con il signor Fundarotto, evidentemente anche lui riteneva ci fossero gli estremi per un calcio di punizione. Qui intanto la palla giocata da Diop che viene affrontato da Erbini, lascia giocare l'arbitro, conduzione molto all'inglese da parte del fischietto trapanese che qui va a richiamare, credo, mister Sirugo, vediamo, sì, mi fa cenno Salvo Geraci che oggi mi accompagna alla parte tecnica, mi conferma che è il tecnico degli Avolani al centro di una chiacchierata con il signor Fundarotto. Si può ripartire col fallo laterale, Di Mercurio rischia qualcosa sul secondo tocco, alla fine Fratantonio mette in fallo laterale, già battuto D'Amico, pressato proprio da Fratantonio che gli sposta e gli porta via la palla, prova a correre il numero 8 del Città di Avola, Tripoli, palla 1 contro 1, converge contro Triolo, ancora l'ex Nissa e Misilmeri, tocco per Ricca, si propone Touré e riceve ancora Ricca, tocco indietro per Figini, vuole impostare con tutta la calma del mondo la squadra che da tabellone è ospite, anche se si gioca come ben sapete in campo neutro. Chiede movimento ai suoi compagni Ricca prima di smistare ancora su Touré, viene incontro Tripoli, pallone di ritorno ancora per il difensore, intercettato nel suo passaggio in verticale da Joao Gomez Ricciulli. Ricordo che non è a disposizione Nicoletti, ex Gela, arrivato anche lui in questi ultimi giorni insieme a Ricciulli, mentre c'è questo fallo laterale battuto in avanti, colpo di testa di Jammeh, poi la palla rimane lì, prova ad uscirne Genco, colpo di testa, poi Cari che la gioca in avanti quasi ad allontanare la minaccia, a cercare di alzare un po' la pressione. Alla fine però la palla ce l'ha all'Avola con Omar Diop. Ricca torna dall'ex tra le altre del Modica, Figini cerca la verticale, trova Tripoli che si è allargato e si è proposto per ricevere, prova a prendere velocità il numero 11 dell'Avola, ancora Tripoli, palla verticale a cercare Gomez, bravo qui a prendere posizione Buduciammè e palla in fallo di fondo. Palla in avanti a cercare Hamza Cari, preso in controtempo e allora è ancora l'Avola a gestire il pallone con Ramella. Touré prova a puntare Ricciulli, scelta sbagliata perché Ricciulli gli porta il pallone, poi Ricca va anche a lottare sul secondo pallone, subentra Triolo che la mette in fallo laterale. Qui tutta l'energia e la qualità del numero 10 dell'Avola, senza dubbio uno degli elementi più rappresentativi di divisione di Attilio Sirugo, mentre intanto attenzione alla palla per Gomez, ingresso in area, Gomez spalla alla porta, va giù naturalmente senza contatto, ha perso l'equilibrio qui il numero 9, poi Cipolla costretto a defilarsi da Tripoli, riesce, almeno sembrava di aver guadagnato la rimessa, così non è. Gomez prova a stringere, palla sul destro, poi lo scarico, l'intervento ai danni di Fratantonio regolare secondo l'arbitro, allora Ricciulli prova a correre, bravo Touré a mettersi in mezzo e a regalare un altro possesso all'Avola, qui però non gestisce bene Ramella, recupera però il pallone Gazzara, fermato dall'intervento di Erbini, e allora Di Mercurio, Fricano cerca di liberarsi, contrasto con Ricca, rimane giù quest'ultimo, attenzione perché sembra essersi fatto male Ricca, non si ferma Fricano che corre, Fricano la piazza, c'è l'intercetto, poi Cari, attacco vivo ancora per l'Unitas Sciacca con Erbini, fascia di sinistra, prova a passare su Gazzara, si fermano però tutti, si è fatto male Ricca che è rimasto ancora a terra e
allora palla messa fuori, c'è un altro giocatore dell'Avola in realtà in area, si tratta di Figini. Richiamata l'attenzione ancora da parte dello staff medico dell'Avola. Che è rimasto a terra Luigi Ricca. Ora ne approfittano per un piccolo time out i giocatori in campo da entrambe le parti. Problema alla coscia sinistra per Ricca, mentre ne approfitta Cipolla anche per un consulto col direttore di gara. Ne approfitta Gio Ricciulli a sua volta per un consulto con Galfano. Poi richiamato a tornare nella sua area tecnica l'allenatore, mentre anche Ramella è andato a dissetarsi. Si rialza Ricca un po' in difficoltà, problema alla coscia sinistra derivato più che altro dal contrasto con Fricano, che Fricano ha cercato di ripartire, è stato anche catechizzato da Ramella. Intanto palla che l'Avola restituisce all'Unitas Sciacca. E allora riparte Alfonso Cipolla, 25esimo in corso, 0-0 in questa finalissima di Coppa Italia ed Eccellenza Siciliana tra Unitas Sciacca e Città di Avola. Mancano ancora le palle gol, quelle importanti. Attualmente la posta in gioco è altissima e quindi le due squadre sono un po' più guardinghe, tra l'altro entrambe con un sistema di gioco non usuale, devono anche un po' adattarsi. Cari col sinistro, Cari centrale, blocca senza problemi Santillo. Ancora con questo rinvio fiondato a cercare Gomez, stacca Triolo ma la palla ce l'ha Fratantonio che allarga sulla destra su Gazzara, 1 contro 1 con Di Mercurio, sicuramente non semplice, allora decide di crossare da fermo Gazzara, a vuoto qui Triolo, non ne approfitta nel caso specifico Tripoli, mette in fallo laterale il terzino destro dell'Avola, che riparte da un fallo laterale in zona d'attacco con Touré. Sicuramente andrà a cercare l'area di rigore verde e nera il numero 3 dell'Avola, che attende il movimento dei compagni, in particolare quello di Gomez. La palla alla fine va da Tripoli che cerca di girare, non ci riesce, poi Ramella con il cross sul secondo palo, non c'è nessuno, allora arriva sulla ribattuta Gomez, argentino, cerca e trova Ricca che si è ristabilito per fortuna della partita. Figini, Ricca alza la testa, guarda anche la porta, non la cerca, torna da uno dei suoi due centrali, il quale poi sventaglia sulla sinistra perché si è sganciato Tripoli, colpo di testa, allontana Cipolla dando un calcione al pallone, poi prova a controllare Touré, lo fa male e fallo laterale per la squadra saccense. Genco, palla per Di Mercurio, Erbini viene incontro, affrontato in prima battuta da Gazzara, prova ad accelerare Erbini perché ha spazio per prendere il fondo, mette in mezzo col sinistro, la palla rimane lì dopo l'intervento di testa da parte di Ramella che si aggiunge ai suoi due centrali, poi in qualche modo Gazzara allontana, non è granché, e allora fallo laterale in zona centrale davanti alla propria panchina per l'Unitas Sciacca con Genco che difende il pallone dall'attacco di Ricca, in qualche modo si gira, trattenuta di Ricca, punizione Sciacca proprio sotto al naso del signor Fundarotto. Qui cercano di capirsi Fratantonio e Di Mercurio.
piccola incomprensione mentre D'Amico si porta in zona palla, vuole batterla lui, la gioca veloce su Erbini, ma l'arbitro ordina la ribattuta visto che era stata chiamata la distanza e allora probabilmente andrà verso l'area D'Amico. Fischia l'arbitro, D'Amico invece va a corto da Di Mercurio che può prendere il fondo. Di Mercurio con la sterzata, la palla messa in mezzo, esce Gazzara su di lui, la palla rimane lì, Santillo con l'uscita e poi sbatte la faccia sul coppino di Hamzakari. Anche lui, parliamo di Cari ovviamente, già visto dalle parti di Mazzara, questa volta sull'altra sponda, quella canarina, quella giallo-blu, che adesso milita in promozione. Mentre c'è il rinvio di Santillo, questa volta più arcuata la sua battuta, ha cercato Gomez, ancora una volta anticipato, poi di testa Argentino, il controllo di D'Amico, scambio con Genco volante, poi sbaglia il numero 10 la misura del passaggio, allora Argentino con l'appoggio su Figini, ci avviciniamo allo scadere della mezz'ora, permane l'equilibrio al falcone Borsellino di Paternò, mentre c'è la palla gestita da Ricca che gioca come di consueto davanti alla difesa, a far da playmaker e a far da metronomo delle azioni palla al piede della squadra di Attilio Sirugo. Santillo prova ad alzare un po' la pressione l'Unitas Sciacca, allora Santillo deve andare al piede lungo a cercare Gomez, il duello con Giammè, questa volta per un attimo la meglio il centravanti dell'Avola, poi Tripoli con la palla smistata su Gazzara, la palla messa in mezzo secondo palo, può soltanto sfiorarla il numero 11 che approva, apprezza e applaude il cross dell'altra ala di quello che è diventato di fatto a tutti gli effetti un 4-3-3. Mentre Triolo va alla battuta del fallo laterale, scade adesso la mezz'ora, sempre 0-0 a Paternò, c'è un fischio che avvantaggia la squadra verde e nera. La palla gestita da Mudu Giammè all'indirizzo di Mercurio, verticale abbastanza telefonato per l'intervento di Gazzara che mette però soltanto in fallo laterale. La palla gestita con le mani da Dennis Di Mercurio, lungo a cercare, a trovare Cari, però si svuota l'attacco, se si sgancia il centravanti allora in difficoltà nella gestione palla i verdenneri in questo caso. Poi Genco recupera un buon pallone, sempre prestato a Ricca, riesce a smistarlo molto bene dalle parti di D'Amico, apertura panoramica a destra su Ricciulli che la fa scendere, forse commette proprio l'errore di farla rimbalzare alla meglio Touré che gli porta via il pallone, poi la gioca su Capitan Ramella. La palla forse esce, non secondo il signor Garofalo che controlla la linea laterale opposta alla nostra postazione. Poi fallo di Ramella su Genco, il direttore di gara dice non va bene, cartellino giallo per il capitano del Città di Avola, primo provvedimento disciplinare di una partita che comunque fino a questo momento è stata particolarmente corretta. Minuto 32 che sta per scadere. Cipolla. Cipolla sventaglia verso l'area di rigore, colpo di testa di Erbini, poi svetta Diop, allontana in qualche modo Figini, poi arriva D'Amico che addomestica il pallone sul pressing di Fratantonio, arriva Erbini a dare una mano, Erbini prova a liberarsi, serve Fricano, Fricano guarda la porta, la cerca, non la trova, conclusione altissima. Qui ci ha provato il numero 20, arrivato un anno e mezzo fa anche lui dalla Don Carlo Misilmeri.
Allora si riparte dal fondo con Santillo che ha ricevuto da Figini, quindi può gestire lui il pallone. C'è ancora il pressing da parte di Cari, la palla arriva a Figini che qui si complica la vita, infatti perde il pallone. Brutta giocata, brutta scelta da parte dell'Avola. Palla già battuta con le mani, Ricciulli scarica indietro su Fricano, si propone Triolo, la palla invece arriva a Cipolla. Giammè, possesso palla, Unitas sciacca nella metà campo avversaria. Di Mercurio, Genco disorienta Fratantonio, poi riesce a scaricarla su Cipolla, il quale alza la testa, cerca ancora il suo centrocampista under. D'Amico apre ancora una volta verso Ricciulli e questa volta la controlla, anzi la gioca di prima. La palla arriva docile dalle parti di Santillo. Il rinvio del portiere dell'Avola, Gazzara in qualche modo con la testa, poi Di Mercurio controlla, viene pressato, alla fine può metterla solo in fallo laterale. Intanto primo cambio della partita, tocca a Camarà, esce Ricciulli. L'Unitas Sciacca sostituisce il numero 7 Ricciulli con il numero 18 Camarà. Distrutto Ricciulli. Dura 35 minuti la sua finale. E allora spazio per Camarà. Vedremo anche se cambierà e come cambierà l'assetto tattico della formazione di Galfano. Colpo di testa intanto da parte di Argentino, poi allontana Fricano che chiede ai compagni anche di salire, lo fa anche in maniera energica. Camarà per il momento si sistema largo a destra, laddove ha giocato per i primi 35 minuti di partita Joao Ricciulli. Qui intanto scavalcato dal pallone Gomez, Di Mercurio prova a gestirla, ancora l'ex Canicattì che prova a liberarsi ma alla fine recupera il pallone Gazzara. Apertura sulla sinistra, non arriva Tripoli, arriva proprio Camarà, chiamato in causa il numero 18 della formazione verde e nera. Cipolla apre proprio per il primo subentrato della gara. Fricano cerca Cari, riesce a liberarsi Cari e poi ha provato a servire Fricano, allora va da solo il numero 9 perché Fricano era in fuorigioco, a terra Cari che credo sia incespicato sul terreno di gioco. Infatti neanche un cenno di protesta da parte del numero 9, mentre sta per riprendere il gioco con Santillo che è pronto a ripartire dal fondo, con Figini che gli appoggia il pallone. Diop va dal suo portiere, ancora Omar Diop e ancora Santillo. Battuta lunga qui a terra Cipolla nel contatto con Gomez e calcio di punizione, la protesta reiterata da parte del centravanti della formazione avolana, mentre riprende il gioco Erbini. D'Amico per Triolo. Prima iniziativa di una certa intraprendenza da parte del numero 2 dello Sciacca, palla poi calciata male, c'è stata la deviazione, allora calcio d'angolo, il primo della partita, minuto 37 di questa finale. Andrà in bandierina D'Amico. Sono salite le torri in casa Unitas Sciacca, c'è Di Mercurio, c'è Cipolla, c'è Giammè, tutti molto pericolosi nel gioco aereo, c'è ovviamente Cari
si difende quasi a pieno organico l'Avola, mentre parte la battuta dell'angolo, secondo palo Cipolla, colpisce l'esterno della rete, il centrale dello Sciacca ad un passo dal gol. Si rammarica Alfonso Cipolla, poteva passare dal suo piatto destro la palla che poteva sbloccare la finale, non è stato così. Allora si riparte ancora con questa giocata corta, alla fine Santillo opta per la battuta lunga, Cipolla svetta su Gomez, non una vita semplice quest'oggi per il puntero dell'Avola, qui spazza Figini proprio dalla parte di Gomez che per una volta ha preso il tempo, però arriva anche Triolo e arriva soprattutto Keba Jaber con l'uscita alta e subito a giocare su Camarà, richiama il pallone Genco che è liberissimo ai due centrali, Camarà decide di andare da Africano, anticipato nella corsa qui da Ricca che si sostituisce praticamente a tutti i suoi compagni, sta facendo una partita di grande sacrificio il numero 10 che qui ha scortato l'uscita di Santillo. Il rilancio dalle parti di Triolo, poi Camarà, la giocata, Ricca allontana, controlla D'Amico da un 10 all'altro, ancora D'Amico che la controlla, contatto con Tripoli, tutto ok per l'arbitro, allora Fratantonio evita la pressione di D'Amico, poi la giocata tentata da Ramella, alla fine recupera palla la squadra saccense con l'apertura di Fricano su Erbini, 1 contro 1 con Argentino che incespica, allora Erbini prende campo, si è liberato Cari, Erbini va da solo adesso Cari, ma nel frattempo ha recuperato Argentino, recupera però palla ancora l'Unitas Sciacca con Fricano che si allarga a destra, il tocco a cercare Camarà, c'è stato forse un contatto, si gioca per uno scontro tra Fratantonio e Fricano, aveva messo nel frattempo la palla fuori Touré, richiamato l'intervento dello staff medico dell'Unitas Sciacca per il numero 20 verde e nero. Si rialza, va a chiedere anche delucidazioni di Mercurio sulla situazione. Che Fricano che lascia il terreno di gioco, accompagnato tra l'altro anche da qualche coro contrario per così dire da parte dei tifosi avversari. Riprende il gioco con Fratantonio che prova ad allontanare, Triolo la sfiora e allora sarà fallo laterale per l'Avola. Ci chiedono intanto al commento se finisce in parità si va direttamente ai rigori. Sì, questa è la regola che l'anno scorso non è stata necessaria ad applicare per Paternò e Supergiovane Castelbuono, con la squadra etnea che poco più di un anno fa, anzi poco meno di un anno fa, ha avuto la meglio sui cinghiali madoniti, portando a casa la Coppa, ma in realtà mettendo il primo mattoncino per un cammino straordinario che ha portato alla conquista della Coppa Nazionale e di conseguenza di un posto in Serie D che per il momento viene difeso alla grande dalla squadra blaugrana allenata da Gaetano Catalano, che è praticamente a ridosso della zona playoff. Qui intanto attenzione alla corsa di Erbini che prende ancora il tempo all'Argentino, l'entrata su Ramella, si gioca secondo l'arbitro che poi ha richiamato all'ordine proprio Bartolomeo Erbini invitandolo a non tuffarsi. Attenzione qui intanto alla corsa di Gomez, Di Mercurio va ad intervenire, evita anche il calcio d'angolo, sarà fallo laterale. E qui ancora il direttore di gara che catechizza Bartolomeo Erbini dicendo non tuffarti più perché alla prossima ti do il giallo. Sarà
sarà invece calcio d'angolo. Allora il primo corner della partita anche per l'Avola, minuto 43 in corso, parità anche in questo fondamentale oltre che nel punteggio. Andrà Ricca ad effettuare la battuta, secondo palo, non la tocca nessuno, per in qualche modo la girata da parte di Figini che va giù incespicando sul piede di un avversario, altro colpo di testa, poi conclusione più liberatoria che altro e pallone controllato da Jaber che lancia subito perché corre Camara a destra, Camara affiancato da Africano, anticipato da Diop, anzi da Touré, il cui intervento viene accolto come un gol dai suoi tifosi. E allora Africano deve aspettare un po' per la battuta perché vede arrivare i compagni, uno di questi è D'Amico che la controlla anche con un braccio, calcio di punizione per l'Avola. Le proteste da parte di Camara. Allora sarà calcio di punizione, stiamo per entrare nell'ultimo minuto dei 45 per il primo tempo, poi vedremo se ci sarà recupero ed eventualmente a quanto ammonterà. Io credo che almeno 60 secondi di extra time ci saranno, ricordo il cambio di Ricciulli sostituito proprio da Camarà, ma anche un paio di interruzioni, ad esempio l'infortunio occorso a Gigi Ricca che per fortuna non ha avuto ripercussioni sul numero 10 dell'Avola. Qui intanto spalla alla porta Erbini, fermato da Gazzara che poi prova a liberarsi, cerca Gomez, non lo trova. Allora prova a partire l'Unitas Sciacca a destra con Triolo, pallaccia di Triolo. Sta per scadere il 45esimo, occhi puntati sul quarto uomo e sul recupero. 2 minuti di extra time concessi dal signor Fundarotto e recupero che inizia con l'Unitas in avanti. Erbini costretto ad inseguire questa palla, la raggiunge nonostante la spallata di Argentino. Ancora Erbini, spalla alla porta, duello con il numero 2 avversario che prova a inibirlo nella giocata. Alla fine c'è lo scarico per D'Amico che guarda l'area, c'è l'inserimento di Camara, colpo di testa e alla fine è arrivato Santillo, troppo poco convinto qui Camara. Ma che palla che aveva dato qui D'Amico, che aveva visto il movimento del numero 18, lo ha servito alla grande con questa palla lenta col contagiri. Nessun problema però per Santillo in quella che è potenzialmente la palla gol più ghiotta dall'inizio dell'incontro. Cari prova a sferrare di testa, Argentino controlla e calcia, arriva Cipolla che mette giù D'Amico, jamais è andato via metà del recupero. Triolo insegue il pallone dall'attacco di Tripoli, riesce a difendere il fallo laterale dall'attacco del numero 11. D'Amico alza questo campanile, subentra nell'azione Ramella che va in sforbiciata, alla fine recupera Genco, vediamo se chiude in avanti l'Unitas Sciacca questo primo tempo. Triolo, la sterzata su Ricca, poi mette a sedere anche Fratantonio, buono qui il break del terzino che va dal suo dirimpettaio a sinistra, ovvero Di Mercurio, alza la testa e lancia, interviene Gazzara, poi Gomez, allarga lo sportello e anticipa Triolo, palla per Gazzara, servito da Fratantonio, ultimi secondi del primo tempo, va giù Gazzara, fischia l'arbitro, punizione Avola, vediamo se verrà lasciata eseguire. La sensazione è questa e allora Ricca la può mettere giù e può andare alla battuta. Pallone fiondato verso l'area di rigore, Keba con l'uscita alta, si gioca ancora, Camarà la porta su. D'Amico
Si propone come sempre Erbini, visto e servito l'11, non riesce nell'anticipo argentino, allora Erbini col controllo, sempre con la trattenuta, non riesce a girarsi Erbini, questa volta premiato dal fischio arbitrale, e allora salgono le torri su indicazione di Angelo Galfano, in realtà sale solo Jammeh. Adesso viene data indicazione a Cipolla, la partita è finita, quindi vai su anche tu. E sulla palla c'è ancora D'Amico, vediamo se riesce a ripetere la gran giocata fatta 2 minuti fa, quando ha praticamente messo in porta Camarà. Fischia l'arbitro, la rincorsa di D'Amico, palla che rimbalza davanti a Santillo, che la fa sua, e finisce il primo tempo qui dal Falcone Borsellino di Paternò. 0-0 tra Unitas Sciacca ed Avola. Non c'è ancora la soluzione all'enigma dopo la prima metà della partita, molto equilibrio, poche palle gol, la più ghiotta avuta da Camarà proprio in chiusura. Noi andiamo in break per qualche minuto, poi torniamo qui dallo stadio di Paternò. Ovviamente restate con noi, a tra poco. Amici di Sportissili, ciao, un saluto da Salvo Geraci, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, e Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo, 17ª giornata della Girone A di eccellenza siciliana. Occhio alla conclusione da parte di Mondino, c'è l'intervento di Zumo per il calcio d'angolo. Adesso pallone verso il primo palo, lo allontana di testa Manfred, se la allunga a Gueye. 2 contro 3, il Misilmeri avanti con David Gueye, serve dall'altro lato per il mancino, provato da Longo, c'è il calcio di rigore per il Misilmeri, la munizione per Simone Marino, il portiere del Marineo. Parte Gueye con la finta, il gol, l'1-0 del Misilmeri, il primo gol con la nuova maglia per David Gueye, 1-0. Parte il mancino di Romano al centro, lo stacco di testa di Manfred, destro alto di testa, Zara allontana, non ci può arrivare Mondino, la ripropone Romano, Manfred in mezzo alla mischia, ancora Manfred con Amodeo, poi il tiro in porta per il 2-0 del Misilmeri con Pellegrino. Azzara, Consiglio da fuori, tira Zummo, si distende. Longo al volo, il gol del Misilmeri, approfittando di questo pallone libero, la rete di Longo, 3-0. Barberà, c'è il tiro a schiacciare, basso, Zummo, rimane il pallone, ne approfitta Zara, il gol del Marineo che riapre i conti con Angelo Zara, 3-1. La proposta in mezzo Simone Marino e poi il tocco da parte di un avversario. La punizione di Maggio, morbida, esce fuori di pochissimo. Occhio a Manfred, calcia al volo, Marino in angolo. Gueye se la porta avanti, riesce a metterla in mezzo la Vardera, oltre la traversa. Gli scambi di Basile Romano, adesso Gueye. Il varco per Manfred, passaggio molto intelligente, Manfred! Evita Simone Marino e segna il gol del 4-1. Prima si è sbloccato Gueye, adesso lo fa Manfred. Ancora Gueye. Lamenta una trattenuta, infatti c'è il fallo. Espulso Consiglio. Marineo in 10. Pellegrino la controlla, la mette giù. Contro Mondino, spinta, poi il cross al volo, il tiro largo di Manfred. Pallone per la Vardera. Si ferma, ancora la Vardera. Va fino in fondo, il cross in mezzo, Maggio, tocco dubbio. C'è il calcio di rigore, il braccio di Maggio.
Cerniglia 5-1. E l'arbitro fischia anche in anticipo. 5-1 della Don Carlo Misilmeri sull'oratorio marineo, che ha concluso in 10 la propria sfida per l'espulsione di Consiglio. Rispetto alla partita d'andata, questa è una squadra che si è rinforzata un po' in tutti i reparti, si può dire, con arrivi di giocatori che sanno giocare anche il pallone. Però penso che entrambe le squadre abbiamo voluto tirare fuori, soprattutto che non del nostro modo di essere, e soprattutto la voglia, la determinazione e la grinta che mettiamo in ogni partita, e soprattutto mi auguro anche delle belle giocate. E oggi penso che chi sia venuto anche con questo tempaccio, e c'erano tante persone a vedere anche la partita, che hanno ospitato il brutto tempo, penso che non si siano annoiati, perché hanno trovato due squadre che hanno giocato a calcio, sia noi che anche il Marinao. Hanno riaperto il risultato allo scadere del primo tempo, e quando tu magari subisci un gol al 45esimo del primo tempo, può avere un attimo per come l'avevamo un po' subito pure noi, però siamo stati bravi a rientrare e a chiudere la partita. È rientrato anche Alberto dopo Costantino, dopo un mese e mezzo. Io di solito non mi lamento mai di quando ho delle assenze, chi conosce bene la mia squadra, abbiamo subito anche degli infortuni nelle ultime 4-5 partite, dove siamo andati anche a giocare con 14-15 persone, e quando dallo scacchiere base tiri fuori quelli che possono essere, tra virgolette, quei giocatori che ti sono esperti e che sanno in ogni partita tenere il campo e andare sempre con dei ragazzini che stanno migliorando e stanno facendo grandi cose. Avete visto oggi anche la prestazione non solo di Basile, ma di Longo, che è un altro ragazzino under, Romano che è rientrato da un piccolo infortunio al quadricipite. Quando tu hai dei ragazzi che ti migliorano anche, aiutati dai grandi, possono fare delle grandi prestazioni. Se sono da soli e ti mancano quelle certezze, automaticamente ragazzi, non ti dà tanto, ma ti può anche levare tanto. Però oggi Longo ha fatto insieme a Basile, insieme allo stesso Romano, insieme a chi è entrato in Messina negli ultimi minuti, sono ragazzi che danno sempre l'anima. Sardo sta migliorando giorno dopo giorno, levato il tutore, già è una settimana che lavora, fa terapie, lo aspettiamo a braccia aperte nel suo rientro, perché è un altro giocatore che, anche se è un under, ma io lo vedo più come un over, Vito. Ci teneva tantissimo anche a giocare oggi. Qui con Salvo Guglielmini, autore di 3 gol oggi decisivi per la vittoria del suo Futsal Emiri contro il club Giudecca. Salvo, complimenti innanzitutto per la gara di oggi, decisivo con una tripletta che comunque ha incanalato nel binario giusto la gara per i tuoi, dopo qualche momento di ansia dovuto al rientro prepotente del club Giudecca. Sì, ci serviva a noi tanto questa vittoria, dopo un periodo un po' negativo, diciamo. E speriamo che sia di una lunga serie e che ci possa rialzare il morale e magari ci possiamo dare qualche soddisfazione in più. Qualche soddisfazione in più che deve arrivare sicuramente in questo girone di ritorno, che è iniziato bene. Adesso bisogna migliorare il rendimento nella continuità soprattutto. Sì, appunto, dobbiamo avere continuità, specialmente noi più giovani, che siamo quelli, diciamo, il motore della squadra, e quindi speriamo in un buon futuro e che magari appunto con queste vittorie ci possiamo rialzare e andare nei piani alti della classifica.
Torniamo live dallo stadio Falcone Borsellino di Paternò, secondo tempo di Unitas Sciacca Città di Avola, cambio per la formazione allenata da Sirugo che va a sostituire, va a schierare tra le proprie fila il numero 16 Caruso, mentre inizia il secondo tempo. Allora inizia anche la discesa verso l'assegnazione di questa Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Che abbiamo ripristinato anche il collegamento video e dunque il primo cambio anche per allora, formazioni con l'Unitas Sciacca che qui commette fallo con Erbini. Tanto mi correggono, arriva la correzione, è uscito Gazzara per fare posto a Caruso, non Fratantonio, che ha preso il suo posto tra l'altro sulla fascia di destra del tridente d'attacco. Andiamo con le formazioni prima di entrare in cronaca, perché c'è un calcio di punizione in favore dell'Unitas Sciacca. Unitas Sciacca che schiera, che va tra i pali, poi da destra a sinistra in difesa Triolo Cipolla, Giammè Di Mercurio, in mezzo al campo Fricano D'Amico Genco, in attacco Erbini, Cari e Camara che al 35esimo ha preso il posto di Ricciulli. Risponde il Città di Avola con Santillo in porta, linea difensiva con Argentino a destra, Diop Fucini, centrali Touré a sinistra. In mezzo al campo adesso ci sono Caruso, Ricca e Ramella, con Fratantonio e Tripoli a sostegno di Gomez. Occhio a questo calcio di punizione interessante per l'Unitas Sciacca, a batterlo come sempre D'Amico, fischia l'arbitro, la rincorsa, pallone messo in mezzo e c'è il gol dello Sciacca che ha sbloccato la partita e Sciacca, e forse qui intanto viene assegnato il gol, almeno qui a fianco a noi, ad Amico. Quel che conta di più è che ha segnato gol dello Sciacca, 1-0 Unitas Sciacca, D'Amico. gol di D'Amico, le proteste da parte di Ramella e dunque passa a condurre la squadra allenata da Angelo Galfano in avvio di secondo tempo.
con Angelo D'Amico che viene abbracciato, forse c'è stato un tocco, c'era Di Mercurio che si indicava la testa come a dire io la palla l'ho sentita, la palla l'ho presa. Conta poco, conta soltanto a fini statistici, quel che conta a livello concreto è che quando siamo nel corso del quinto minuto del secondo tempo l'Unitas Sciacca ha sbloccato la finale. Dunque D'Amico, sì, confermato il gol di Angelo D'Amico, 1-0 per Andrea D'Amico al minuto 49. Tanto Cheba sulla pressione di Tripoli è riuscito a recuperare questo pallone. Si passa da sinistra, Genco chiuso da Ricca, fallo laterale con le proteste intanto nel frattempo anche di Fratantonio, mentre inizia a muoversi qualcosa sulle due panchine. Allora andiamole a vedere queste due panchine, perché già qualcosa si è mosso con i cambi di Camarà per Ricciulli e di Caruso per Gazzara. L'Unitas Sciacca porta con sé il secondo portiere Sabella, poi Sinacori, Gracci, Mistretta, Galfano, Margaritini, Caternicchia. Dall'altra parte a disposizione di mister Sirugo c'è il secondo portiere De Luca, poi Rechichi, Andolina, Cicero, Fontana, Fusca, Labruna e Lizio. Santillo, la smista su Omar Diop. Poi va giù e guadagna un buon calcio di punizione Cari. Adesso vedremo anche la gestione dell'immediato da una parte e dall'altra, del gol subito e dal gol segnato per le due squadre. Tanto c'è la palla gestita da Alfonso Cipolla. Camarà accanto a sé, Triolo, Camarà prova ad andare da solo, evita Tripoli, passa ancora dal centro, salta un altro avversario, Camarà propone il cross, colpo di testa di Cari che diventa un passaggio per Santillo, bravo nell'uscita, cerca subito di accelerare il portiere dell'Avola. La palla però corre dall'altra parte, dal suo dirimpettaio, da Cheba Jaber. Lancia Triolo, palla dalle parti di Ricca, pressato e fermato da Genco, fallo di Ricca, cartellino giallo per il numero 10. Secondo ammonito della gara, ricordo nel primo tempo, un compagno di reparto di Ricca si è beccato il provvedimento disciplinare, ovvero sia il capitano Ramella. Tanto è rimasto a terra Aldo Genco. Camarà chiede acqua e sale in maniera incessante anche il coro e l'incitamento dei tifosi dell'Unitas Sciacca, che hanno letteralmente invaso la tribuna che di fatto è di fianco a quella stampa e autorità dalla quale vi stiamo parlando e vi stanno giungendo le immagini qui dal Falcone Borsellino di Paternò. Mentre intanto c'è il calcio di punizione ancora. Insiste la squadra di Galfano. Amico che la scodella in mezzo, pallone allontanato in qualche modo, Genco sopra la traversa e il gol realizzato da D'Amico non ha sortito, almeno per il momento, l'effetto che ci si aspettava dall'Avola, che in realtà sembra anzi quasi un po' tramortito.
dall'aver beccato gol in un momento in cui forse la squadra di Sirugo stava cercando di prendere qualche contromisura, da vedere anche in virtù delle assenze di Ruiz, di Alfò, di Butera e anche di Montagno infortunato, quali saranno le contromisure che potrà prendere Sirugo dalla panchina. Ma intanto c'è la corsa di Erbini che va giù e l'arbitro alla fine, dopo avergliela promessa, l'ammonizione Erbini la dà. Simulazione del numero 11 che già nel primo tempo era stato avvertito. E dunque terzo ammonito della partita, il primo per l'Unitas Sciacca, il secondo in questo primo spaccato, in questi primi 9 minuti e mezzo di secondo tempo, mentre Santillo attende il via per poter effettuare il rinvio. Diop tocca per Figini, alza la testa uno dei due centrali dell'Avola che poi passa da Ramella, a apertura a destra, il controllo di Fratantonio, ormai stabilmente gioca d'ala, gli mangia il pallone di Mercurio che poi viene affrontato, fermato senza fallo, si continua a giocare, e Avola che torna in possesso. Figini alza la testa e questa volta sventaglia dalle parti di Tripoli, che non può arrivare, c'è Keba Jaber già pronto. Fa salire i compagni, che Bajaber va a rinviare molto lungo dalle parti di Touré, poi spizza Ramella, prolunga in qualche modo Caruso, ancora Ramella che prova a passare, fa correre Tripoli che prova a prendere velocità, ma Triolo ha il vantaggio, lo gestisce, recupera palla, mette in fallo laterale, adesso prova ad alzare un po' di pressione il Città di Avola che prova a cavalcare la fascia di sinistra, quella presidiata da Silvio Tripoli, mentre a proposito di fascia sinistra Touré andrà a rimettere qui la palla spizzata da Caruso, è allontanata, poi Camarà con la palla giocata in avanti e Cari che può avanzare, a campo aperto il numero 9, Cari non l'affronta per il momento Diop che adesso si mette davanti a lui, incespica sulla sfera Hamza Cari e alla fine il recupero addirittura di Gomez, se ho visto bene, anzi no, si trattava di Figini che si è portato in avanti, adesso va anche a riempire l'area Figini mentre gestisce il pallone Ricca, attende compagni da servire, si propone Touré, riceve qui il rimbalzo che per poco non beffa il numero 3 Avolano, Caruso alleggerisce su Diop, rischioso ma comunque efficace questo tocco e allora tiene palla la squadra ospite che qui cerca Touré, non lo trova e allora rinvio dal fondo. Ci sono due cambi nel Città di Avola, doppia mossa con l'ingresso in campo al posto di Touré, Città di Avola sostituisce il numero 3, 19 e con il numero 19 la Bruna. Al minuto 58 il numero 3 Touré, pronto con anche il numero ad 19 entrare la Bruna, Andolina. e entra il numero 14 Andolina ed esce numero 16 Lazzara. Attenzione, qui intanto subito alla spinta di Fratantonio che prova a mettere in mezzo per la Bruna, una buona idea che però non viene concretizzata. Dunque sono già 3 i cambi per l'Avola, con intanto conclusione da parte di Gomez, palla fuori. Dovrebbe essere uscito Caruso, è entrato
dopo l'intervallo al posto di Gazzara, perché Fratantonio è ancora lì. Quindi sì, è uscito Caruso, dopo durata 12 minuti la sua finale. Qui intanto la palla allontanata proprio da Andolina al servizio di Tripoli, che va a pressare su Cipolla, mette direttamente in fallo laterale l'ex capitano dell'Acragas. E Andolina che va a rimettere il pallone, va un po' a riempire l'area. Adesso credo che sia passato a una specie di 4-4-2. Adesso Lavola, perché la Bruna si è andato ad affiancare a Gomez. Tanto Andolina prova a servire proprio la Bruna, che recupera, poi Ramella, Ricca sventaglia dall'altra parte a cercare Fratantonio, palla troppo lunga, si riparte dal fondo. Allora vediamo, perché adesso la Bruna gioca largo a sinistra, Tripoli prende una posizione centrale. Sembra essere diventato un 4-2-3-1, un 4-4-2, chiamatelo come volete. Fatto sta che Tripoli adesso gioca sotto punta su Gomez, con la Bruna che gioca alla sinistra, Andolina dietro di lui a fare il terzino. Fricano, palla lunga a cercare Camarà, l'uscita di Santillo che non se la sente di uscire con le mani, va con i piedi, fallo laterale per l'Unitas Sciacca. Scaduto il primo quarto d'ora del secondo tempo, manca mezz'ora più recupero alla fine. C'è Triolo alla battuta. Tanto qualcosa si muove anche davanti alla panchina dell'Unitas Sciacca. C'era poc'anzi Mistretta a fare riscaldamento. Ribattuta di Santillo. Qui colpo di testa da parte di Triolo. Fricano può avanzare perché ha campo davanti, lo supporta Camarà. Ancora l'ex della Don Carlo Misilmeri che cerca di liberarsi del pallone, spazzato via in fallo laterale con l'intervento da parte di Ramella. D'Amico preso in controtempo Fricano, la palla controllata da Figini, alza la testa e lancia perché si è mosso Fratantonio alle spalle di Mercurio. Esce Cheba che la controlla con la coscia e poi calcia via. Qui giocata alla fine anche buona nella gestione del pallone da parte del portiere dell'Unitas Sciacca. Avola che però recupera. Ricca sposta su Figini, con calma anche perché i compagni si muovono poco. Allora Omar Diop, Ricca rischia un po' con questo controllo sull'attacco di Camarà, riesce ad appoggiare a Diop. Ricca ancora, qui gli urlacci di Galfano a Camarà, invitato a seguire gli avversari sulla sua fascia. Figini, la Bruna subito di prima a cercare Gomez, il controllo, la conclusione sopra la traversa, prova ad accendersi Brian Gomez che per il momento sta facendo ancora tanta fatica. Le telecamere indugiano su un Brian Gomez che era stato inizialmente trattato e quasi portato alla corte di Galfano proprio dalla dirigenza dell'Unitas, poi saltato tutto. Gomez che è rimasto fermo praticamente fino a novembre e alla fine è approdato alla corte di Attilio Sirugo per giocare una finale che potenzialmente avrebbe potuto giocare dall'altra parte con l'altra maglia. Intanto Triolo con le mani cerca Cari che interviene con la mano, calcio di punizione. 18 minuti giocati, 27 più recupero ancora da raccontare e da giocare qui al Falcone Borsellino di Paternò. È sempre 1-0 per l'Unitas Sciacca. Decide per il momento il gol al terzo della ripresa di Andrea D'Amico, mentre qui Fratantonio smista il pallone per la Bruna che prova a puntare Camarà, poi viene affrontato e fermato da Fricano, il quale riesce a liberare Camarà.
riesce a mettere fuori il pallone. Fricano gioca verticale, l'anticipo di Figini, ma la palla ce l'ha ancora l'Unitas con Triolo che lotta, contrasto, fallo su Fratantonio, incredulo Triolo. E c'è un calcio di punizione affidata a Luigi Ricca. Tutto negli ultimi 20 metri l'Unitas Sciacca, in 7 a saltare invece per l'Avola. Fischia l'arbitro, batte Ricca, pallone nel mucchio, colpo di testa di Cipolla a mettere il pallone in calcio d'angolo e sale l'urlo dei tifosi avolani, mentre proprio Ricca va ad occuparsi anche della battuta dalla bandierina. Rimangono quasi tutti su, c'è soltanto Santillo al di qua della tre quarti campo dell'Unitas Sciacca. La rincorsa di Ricca, la palla messa in mezzo, primo palo, colpo di testa, Jaber va a bloccare, ci ha provato Tripoli. È il primo squillo dopo il gol da parte dell'Avola. Qui va a terra Triolo, l'arbitro lascia giocare, è andato giù apparentemente da solo nel contrasto con la Bruna, insiste l'Avola. Diop che è rimasto in attacco, allora attenzione perché mette fuori Camarà, è rimasto a terra Triolo, reclamano la punizione. Intanto un po' di tensione, di scintille tra Ramella e D'Amico. E Ricca che tra altre cose fa notare a D'Amico che nel primo tempo, su un contrasto tra l'altro da lui subito, non ha fermato il gioco lo Sciacca. Qui ha reclamato la stessa cosa la squadra verde e nera. E ancora a terra intanto Triolo, mentre continua il movimento davanti alla panchina dello Sciacca. Si è rialzato Triolo, intanto fa anche un po' di stretching Mudujammeh. C'è stato un cartellino giallo credo per Camarà intanto, forse per le proteste, no, per Mister Galfano, ammonito Mister Galfano. Evidentemente le proteste perché voleva il fischio su Triolo, evidentemente anche una somma di richiami e di riprimende da parte del direttore di gara al mister dell'Unitas Sciacca. Ricordiamo arrivato la scorsa stagione, intanto cambia l'Unitas con l'ingresso in campo. Lo Sciacca sostituisce il numero 11 Erbini con il numero 8 Caternicchia. Filippo Caternicchia prende il posto di Erbini, minuto 68 della partita. Erbini tra l'altro già ammonito, tra l'altro in maniera ingenua, per simulazione. Adesso vedremo come si risistema l'Unitas con Caternicchia che credo si sia andato a mettere in posizione di esterno, perché adesso passa al 3-5-2 probabilmente l'Unitas, perché si sono stretti Di Mercurio, Cipolla e Jammeh, Caternicchia e Triolo sugli out. E adesso Camarà a sostegno di Cari, è una formazione molto abbottonata adesso quella dell'Unitas. Mentre c'è la battuta, pallone verso l'area di rigore, prova a raggiungerla per tenerla in campo la Brunam, era in posizione di fuorigioco.
tanto possiamo dirlo senza grosso timore di smentita, si sta giocando un bellissimo duello anche sugli spalti tra due tifoserie molto accese, molto calde e molto passionali. Qui intanto va ancora giù Triolo, ancora senza fallo, Fricano va a porre una pezza, poi prova ad arrivare Gomez, fallo di Mercurio, punizione. Palla adesso gestita da Ricca. Palla che finisce in fallo laterale sul pallone. Si porta Argentino. Ultimi 20 minuti più recupero. Sale l'incitamento dei tifosi dell'Avola proprio dove c'è la palla rimessa in gioco dal terzino destro che si appoggia ad Omar Diop. Ricca, palla verticale intercettata da D'Amico, poi Genco si rifugia da Caternicchia, prima palla e la sua partita è subito persa. Ramella, Tripoli cerca la sponda, Jammeh col gambone. Ricca, controllo non perfetto, Camarà fa quasi lo stesso, Genco però recupera. Cari, anticipato dall'intervento di Diop, ma c'è Fricano che prova a fare correre Triolo. Triolo appoggia ancora al suo numero 20, inseguito da Labruna. Ancora Fricano, prova a passare, corre sulla destra Giacomo Fricano che mette giù Andolina, si dispera, bel fallo. C'è la punizione che verrà battuta da Santillo. Già giocata la palla che è tornata al portiere che la rimette in gioco Gomez al duello con Jammeh. Arriva D'Amico ma l'arbitro punisce la precedente trattenuta del centrale. Allora calcio di punizione per Ricca. C'è il fischio dell'arbitro, la concentrazione di Ricca che scodella in mezzo, colpo di testa di Cipolla, poi Triolo la difende dall'attacco di Tripoli, in qualche modo lo allontana, ma è fallo laterale per l'Avola che spinge. Ancora le indicazioni di Calfano mentre alla rimessa Andolina. Colpo di testa di D'Amico, poi Genco, la calcia addosso a un avversario, la palla arriva alla Bruna che prova a liberarsi, viene fermato. Ricca, finta il tiro, si defila, sempre Ricca. Poi ancora la gestione del numero 10 che propone il cross, Cheba, che può subito lanciare perché corre Camarà, ma arriva Andolina quantomeno a rallentare. C'è Triolo. Accelera Triolo, evita una carica, poi scarica su Camarà a destra. Ancora Camarà, prende il centro, il servizio centrale per Cari, la corrente, ma era in fuorigioco. Si trattava di Mercurio, di Caternicchia che spesso e volentieri cerca di sganciarsi da quinto. Diop, palla per Ricca, apertura dalle parti di Labruno, un po' pigro questo pallone, arriva comunque al numero 19 che cerca di puntare ma è troppo lontano e allora appoggia Ricca. Ricca può avanzare ai 30 metri, Fricano con la scivolata, c'è un flipper, calcio di punizione per l'Avola dal limite dell'area di rigore. E Mattonella invitante, ha già preso il pallone Labruna.
Sulla palla c'è la Bruna, c'è anche Ricca nei dintorni. (16 più recupero alla fine). Sulla palla c'è la Bruna, c'è Diop che prova a dare fastidio alla barriera dello Sciacca, però deve stare ad 1 metro perché questo prevede il regolamento. Allora Diop avanza addirittura, l'arbitro lo fa togliere, parte la Bruna, raso terra, blocca Keba Jaber. La poteva sfruttare molto meglio questa palla la Bruna. La battuta lunga da parte di Keba, di testa Andolina, poi cerca di giocarla in qualche modo Ricca che è rimasto a terra, caternicchia, inseguito, l'arbitro ferma il gioco perché Ricca è rimasto giù. Lo scontro con D'Amico, da capire se il direttore di gara ha fischiato calcio di punizione o ha semplicemente fermato il gioco. Intanto cambio per l'Unitas Sciacca. Con l'ingresso in campo con la maglia numero 19 di Facundo Margaritini, molto atteso, da capire che uscirà. È già pronto Camarà ad uscire, quindi probabilmente toccherà a lui per mettere una coppia decisamente meno atipica là davanti. In realtà Camarà rimane in campo. Esce D'Amico. Unitas Sciacca sostituisce il numero 10 Andrea D'Amico con il numero 19 Facundo Margaritini. E dunque lascia il campo l'uomo che sta decidendo questa finale. Spazio per uno degli innesti a stagione in corso dell'Unitas Sciacca, ovvero sia Facundo Daniel Margaritini. Adesso è una coppia d'attacco fatta e finita, quella dell'Unitas. L'Unitas che è tornato anche col suo vestito tattico abituale, il 3-5-2. La scelta di Galfano, magari glielo chiederemo anche al termine della gara, di affidarsi a gara in corso a Margaritini e non ad esempio a Domenico Mistretta. Qui intanto Fricano col recupero, passa per vie centrali, il controllo, Cari guarda la porta, la cerca, la palla scende soltanto all'ultimo, vicino al gol Cari, in quella che possiamo dirlo anche senza timore di smentita, la prima palla gol avuta dal centravanti dell'Unitas quando siamo a 13 minuti più recupero dalla fine. Entrambe le squadre hanno ancora 2 cambi da poter effettuare. Gomez, argentino, rilancio intercettato da Genco. Qui intanto la palla, spalle alla porta con Gomez, praticamente chiuso in un angolo, chiuso da Genco che poi cerca di liberarsene, non ce la fa. Sarà una specie di corner con le mani adesso per l'Unitas, anzi per il Città di Avola. 77,50 sul cronometro. A terra Aldo Genco, vittima di crampi. L'arbitro lascia giocare, allora la rimessa, la sponda cercata, arriva Giammè, poi Caternicchia allontana, però a prolungare Genco che si è rialzato ma chiaramente zoppica, poi Cari riesce a smistare per Margaritini, prima palla della sua partita, Margaritini inseguito da Argentino che prova a trattenerlo, ancora Margaritini che corre, prova ad andare e sul lato corto dell'area cerca la palla dentro per Cari, bravissimo Santillo a capire prima le intenzioni dell'attaccante. Ricca che si è ripreso, Ramella con la palla messa in mezzo direttamente sul fondo.
Intanto cambia ancora l'Unitas, mentre c'è Genco a terra e penso che il cambio sia proprio per lui, perché è pronto Davide Graci. Altro elemento importante nelle rotazioni degli juniores per Angelo Galfano. In realtà esce Triolo. Due cambi Sì, per l'Unitas Sciacca, esce il numero 2 Triolo, perché esce anche Triolo. entra il numero 14 Graci. Graci va a fare per il momento l'esterno. Dovrebbe toccare anche a Sina Cori, se ho visto bene. Eh sì, Sina Cori. Esce il numero 15 Genco ed entra il numero 13 Sinacori. Quindi termina i cambi Angelo Galfano a 10 più recupero dalla fine, ha ancora 2 slot da poter eventualmente riempire e da poter eventualmente utilizzare. Attilio Sirugo, Ricca, la palla per Andolina, verticale a cercare Tripoli, l'anticipo tentato da Di Mercurio, i due si strattonano, la palla poi larga a sinistra sulla Bruna che prova a puntare, contatto con Graci, calcio di punizione per l'Avola. C'è l'ammonizione intanto per Dennis Di Mercurio. Dunque si riparte con la palla ferma e con l'Avola che potrà provare a scodellare un altro pallone dentro l'area di rigore dell'Unitas Sciacca con Luigi Ricca. Sono praticamente tutti su, tranne Argentino e tranne Santillo. Gli altri sono tutti negli ultimi 20 metri di campo. Fischia l'arbitro, la rincorsa di Ricca, pallone nel cuore dell'area, colpo di testa di Ciammè, poi allontana in qualche modo Cari, fallo laterale per l'Avola. Argentino andrà presumibilmente con la battuta dentro gli ultimi 16 metri e dentro l'area di rigore dei Saccensi. Pallone che arriva di testa Ciammè, poi prova a prolungare Ramella, ancora Ciammè con l'anticipo, pallone che rimane lì e in fuorigioco Tripoli. Fuori gioco di Silvio Tripoli e punizione per l'Unitas che respira. Andrà alla battuta Keba Jaber, sollecitato da Gomez. Rincorsa al piccolo trotto dell'estremo difensore dell'Unitas che di parate vere e proprie non ne ha dovute fare in una partita in cui di palle gol reali, ghiotte, ce ne sono state veramente poche al netto del gol. Qui Jaber puntuale con l'uscita e poi si accartoccia sulla sfera per rosicchiare qualche secondo. Palla battuta che va Jaber a cercare Cari, colpo di testa da parte di Figini, poi quello di Graci sulla schiena di La Bruna. Ricca con il lancio su Tripoli, la scorta di Mercurio che colpisce di testa, poi rovescia e calcia via, fallo laterale. Credo ci sia a terra proprio Di Mercurio. Crampi assolutamente motivati per quello che oggi è il capitano, vista l'assenza almeno tra gli 11 in campo di Saro Licata. Licata che però è letteralmente tarantolato, ogni tanto mi sporgo per vedere quasi sempre in piedi, naturalmente laddove può.
Naturalmente dopo la fine della partita resteremo collegati qui dal Falcone Borsellino di Paternò per la premiazione e soltanto dopo, nel corso della serata, gli highlights della sfida e le interviste ai protagonisti. Intanto telecamera che indugia su Alfonso Cipolla mentre il gioco sembra essere pronto per riprendere, con Di Mercurio che viene portato fuori dal rettangolo. Signor Fundarotto che ha il fischietto in bocca per far riprendere il gioco col fallo laterale in favore dell'Avola. Di testa, come sempre, Jammeh. È rimessa un po' più indietro, allora Figini si rifugia da Santillo. Ultimi 5 spicci più recupero, Figini lungo dove c'è solo Keba Jaber. E qui queste palle l'Avola non le può sprecare se vuole avere una chance di riequilibrare la partita. Il rilancio di Jaber, ancora a cercare Cari. Prova ad arrivare Margaritini che commette fallo su Ramella, punizione per l'Avola. Stanno giocando veramente poco entrambe le squadre, c'è frenesia da una parte e dall'altra e questo ennesimo lancio sprecato dall'Avola ne è la conferma. Da una parte c'è la tensione dell'avere il gol di vantaggio, del doverlo sprecare, del sentire lo striscione del traguardo che arriva, dall'altra c'è la frenesia di cercare di abbreviare i tempi per pervenire al gol del pareggio. Camara di testa, Fricano, Cari per difendere questa palla, per cercare la corsa da parte per la conclusione che si perde fuori, clamorosa. La palla gol sprecata da Margaritini, era tutto buono. Ha avuto il match point l'Unitas Sciacca, lo ha divorato Margaritini. E qui arriva il rosso intanto per la panchina, vedremo per chi. E per credo per Angelica, per il direttore dell'Avola. Dunque va fuori prima del tempo Peppe Angelica. Tre più recupero alla fine. Il rilancio di Santillo. Di testa Camarà in mezzo a due maglie bianche, poi Cari prolunga, prova ad arrivare Sinacori che riesce a servire Margaritini, Margaritini col controllo di testa, Margaritini sbilanciato, prova a calciare, calcia male ma questa volta le attenuanti non gli mancano. E dunque ancora vicina al colpo del KO, esattamente come è successo un anno fa, quando il Paternò aveva un gol di vantaggio e un uomo in più. Questa volta manca l'uomo in più all'Unitas Sciacca, ma non mancano le occasioni per uccidere la partita. Intanto è franato Gomez addosso a Jammeh che è rimasto a terra. Ricca prova a mettere un po' di fretta, a mettere un po' di pepe ai suoi avversari per accelerare le operazioni di ripresa del gioco. La battuta di Jaber, non c'è nessuno in quella zona, Ricca deve inseguire la palla per controllarla e per servire la Bruna. Mentre siamo entrati negli ultimi 100 secondi della gara, poi solo recupero prima del triplice fischio per provare a dividere l'Unitas. Attenzione però Camarà al contrasto con la Bruna, sangue freddissimo per Camarà che qui ha rischiato di entrare sui piedi dell'avversario. Margaritini intanto prova a recuperare anche questa, Santillo con l'uscita fuori dalla sua tre quarti.
Sinacori accelera, tocco per Cari che finta il tiro, decide di allargare per la corsa e per il cross direttamente sul fondo da parte di Graci. Ultimo minuto in corso al Falcone Borsellino di Paternò. Poi mancherà solo la segnalazione del recupero prima di scoprire l'esito di questa finale di Coppa Italia Eccellenza. Attenzione al tentativo di corsa da parte di Fratantonio, Caternicchia la allontana in maniera rischiosa, risolve Cipolla. Gomez per Ricca, per la Bruna, va a puntare, lo chiude Graci, ancora la Bruna a lottare, ultimo tocco di Fricano e rimessa in zona d'attacco e arriva il giallo per Fricano per protesta. Direttore di gara che sta segnando il nome del numero 20, anzi il numero 20 sta per segnalare il recupero. 6 minuti di recupero. E si riparte con la rimessa laterale per l'Avola, messa in mezzo da Andolina. Diop prova a lottare, pallone allontanato, Ricca con la sterzata, va giù, punizione per l'Avola. Intervento, se ho visto bene, di Di Mercurio su Ricca, che si è guadagnato una ghiottissima opportunità. Intanto si è quasi esaurito il primo dei 6 minuti di recupero, ma il gioco è stato praticamente fermo, quindi vedremo se il direttore di gara farà recuperare qualcosa. Intanto la punizione di Ricca al lato di poco, si dispera Gigi Ricca che la barriera l'aveva scavalcata, era rimasto fermo Cheba. Il direttore di gara intima Cheba di riprendere al più presto le operazioni. 4,5 ancora da giocare, vedremo se verrà prolungato l'extra time. Il rilancio di Cheba verso Cari che non arriva, e allora siamo già nella metà campo dello Sciacca, anzi siamo ancora nella metà campo dello Sciacca. Pallone in qualche modo gestito da Sinacori, poi Fricano con Ramella, cerca di staccare la Bruna, fallo su Fricano, punizione. E fallo su Graci. La battuta da parte di Cheba, lunga dalle parti di Sinacori, anche dalle parti di Margaritini in realtà. Prova ad andare alla bandierina, riesce a saltare due avversari, non salta il terzo che gli porta via la palla, è il solito Ricca, veramente encomiabile il numero 10 dell'Avola. Prova a correre Fratantonio che accelera, Fratantonio corre, viene steso da Sinacori, arriva il giallo anche per lui. Fratantonio che sembrava volersi fare giustizia da solo, alla fine si accontenta di quel che ha guadagnato, ovvero sia la punizione e il giallo. Ultimi 3 minuti, siamo a metà del recupero, c'è ancora tanto da vedere, tanto da scrivere in questa finale, in questo finale thrilling dell'ultimo atto della Coppa. Vedremo chi riuscirà a succedere al Paternò nell'Albodoro. Ma intanto occhio a questa palla, tutta da vedere, tutta da seguire, sempre Ricca alla battuta, l'arbitro ha già fischiato, sono tutti fuori dall'area, la battuta di Ricca di testa Cipolla, poi la gira Tripoli che la liscia, ancora Tripoli col secondo tentativo, colpo di testa di Ciammè, ma c'era fuori gioco. Ed esulta Modou Ciammè, esultano i tifosi dello Sciacca presenti al Falcone Borsellino,
perché qui sono riusciti a sventare una minaccia molto molto pesante. L'arbitro fischia per far rimettere in gioco il pallone a Keba Jaber. 2 minuti ancora da giocare qui a Paternò, sempre 1-0, regge il gol su punizione di Andrea D'Amico, mentre intanto corre Margaritini, inseguito da Figini, che gliela mette in fallo laterale, guadagna metri e guadagna secondi la squadra verde e nera, con Fricano che sale per andare a battere la rimessa. Battuta corta su Margaritini, che la tiene, prova ad andare alla bandierina, si gira Margaritini, non ha fretta ovviamente, vuole congelare il pallone, viene triplicato, alla fine concede un rinvio dal fondo. L'ha già battuto Santillo, cerca Diop che è rimasto lassù, ma è rimasto lassù anche Jammeh, che è volato anche su questa palla. Che partita di Modou Jammeh, anche oggi. Caternicchia, aggira Fratantonio, appoggia a Camarà che può prendere campo, attenzione, un 4 contro 1 per l'Unitas, si sgancia Margaritini, Camarà va da solo, Camarà per Cari, davanti a Santillo, ma è tutto fermo fuori gioco, ma cosa spreca ancora lo Sciacca? Un 4 contro 1 gestito malissimo da Camarà. E allora attenzione, 35 secondi alla fine, la battuta lunga di Labruna, spizza Gomez, cerca Diop, trova Di Mercurio, arriva allora Ramella che allarga dalle parti di Fratantonio il cross, Di Mercurio in fallo laterale. Ultima preghiera per l'Avola, per cercare di pareggiarla, per cercare di portarla ai rigori, ma intanto la battuta del fallo laterale per Argentino, cerca dentro Ramella che prolunga, Jammeh, ancora lui a metterla fuori, poi allontana ancora Jammeh. Che partita che sta facendo, poi va al contrasto con Ricca che l'ha toccata con la mano, ma non c'è più tempo e l'Unitas Sciacca vince la Coppa Italia Eccellenza Sicilia per la stagione 2024-2025, batte il Città di Avola con risultato di 1-0 con il gol di D'Amico al minuto 49 ed è la squadra verde e nera a portarsi a casa il titolo. Dopo una lunga rincorsa, una lunga battaglia, e allora i complimenti non possono che andare alle due squadre per averci mostrato una bellissima partita. 96 minuti di battaglia decisi da un gesto tecnico bello, beffardo, come quello di Andrea D'Amico. E allora a breve, dopo un po' di break, andremo con la cerimonia della premiazione della Coppa Italia Eccellenza 2024-2025. La consegnerà il Paternò, la alzerà l'Unitas Sciacca, mentre festeggiano i giocatori in maglia verde e nera, che dunque adesso si fionderanno alla fase nazionale per provare, chissà, a bissare il cammino fatto dalla squadra di casa di oggi, però il Paternò.
Allora, abbiamo qui uno dei protagonisti, purtroppo oggi non hai giocato Saro, però da capitano che emozione è? È un'emozione veramente stupenda vincere questa Coppa per noi e per tutta la città e per tutta la società, è stata un'emozione veramente bellissima. Ti abbiamo visto soffrire, praticamente eri il vice di Calfano oggi, eri accanto a lui tutto il tempo. Ma guarda, è da sabato che dormo poche ore perché ho sofferto molto e volevo esserci, purtroppo non ce l'ho fatta, però ho cercato di dare una mano come ho potuto. Voi siete qua a Paternò, l'anno scorso il Paternò è arrivato fino in fondo, l'obiettivo per voi qual è a questo punto? Ma il nostro obiettivo è quello, intanto era quello di vincere la Coppa e poi è quello di continuare a fare bene come stiamo facendo e cercare di andare il più avanti possibile. Va bene, grazie Saro, complimenti, speriamo di vederti in campo presto, vediamo di beccarne qualcun altro dei protagonisti, c'è una festa pazzesca, come è giusto che sia, chiamo Dennis Di Mercurio, vediamo se riusciamo a beccarlo, siamo in mezzo alla festa dei giocatori. Dennis, complimenti intanto, oggi hai portato la fascia che era di Saro, però c'è tanta gioia immagino per questa vittoria. Assolutamente sì, è una vittoria che cerchiamo da un paio d'anni perché il percorso dello Sciacca inizia già da qualche anno, se lo meritava un'intera città, questa società che sta mettendo veramente Tutto live! questa società che sta mettendo anima e corpo per questi colori e quindi è il giusto premio a questa città, a questa società. Ora tu sei arrivato qui a Sciacca l'anno scorso, è un processo di miglioramento continuo, adesso l'obiettivo è quello di continuare immagino la salita, no? Assolutamente sì, perché la crescita non deve mai, deve sempre avere un proseguo, quindi non ci fermiamo qui, questo è soltanto un piccolo traguardo, ma abbiamo ancora tanto da scalare perché questa società ha voglia di migliorare e arrivare nelle categorie che le compete. D'accordo Dennis, ti ringrazio, ti lasciamo festeggiare, ancora complimenti. Tra pochi minuti l'inizio della premiazione, adesso prende la parola il buon Rosario Sortino che sta facendo le sue, come dire, il suo cerimoniale da padrone di casa. Noi allora proseguiamo con l'ambientale, perché a breve verranno premiati gli arbitri, verranno premiati e chiaramente i giocatori delle due squadre. Può cominciare adesso la premiazione della Coppa Italia regionale che si è giocata qui a Paternò. Diamo la parola al presidente Sandro Morgana che ci racconta l'ennesima festa del calcio siciliano. Intanto grazie alla città di Paternò, grazie alla società del Paternò, grazie
Intanto c'è il presidente Morgana che sta facendo il suo discorso. Grazie alla terna arbitrale. Credo complessivamente che la gara è andata come io volevo, è stata una festa di sport, non ci sono stati problemi, queste sono le finali che mi piacciono, caratterizzate da fair play e da rispetto. Questo è quello che io voglio, questo è quello che deve essere il calcio. Quindi grazie a tutti e iniziamo le premiazioni. Tanto la cerimoniale dovrebbe essere premiati per primi i componenti della terna, Gli arbitri, con il signor Fundarotto di Trapani che ha diretto presidente dell'AIA Michele Giordano. abbastanza bene la partita, un paio di momenti di dubbio, però nel complesso buona la prestazione della terna. Spazio ai giornalisti presenti. Tanto stanno preparando il pasillo d'onore i giocatori dell'Unitas, molto bella questa scena con le due ali verde e nere per l'ingresso dei giocatori dell'Avola, stanno andando a prendere le medaglie, a conferma anche del bel clima che si è creato in questo pomeriggio di sport. Tra l'altro bellissima anche l'impatto audio con due tifoserie che hanno fatto veramente dato prova di un bellissimo spettacolo a livello di tifo. E adesso dovrebbe essere premiata proprio la squadra finalista perdente, ovvero l'Avola. Adesso il comune di Paternò. Anzi no, il comune di Paternò. C'è il sindaco, c'è l'assessore Culisano, la pedalina e il presidente Rizzo premiano il comune di Paternò, ospite della finale di Coppa Italia regionale. Domenico, Il presidente Sandro Morgana premia Ivan Mazzamuto, presidente del Paternò Calcio, detentore del titolo nazionale della Coppa Italia. Facciamo avvicina. È arrivato il momento dell'Avola che verrà premiato. Per la premiazione e lasciamo il capitano per ultimo. Grazie. Arriva l'Avola, finalista con grande merito in questa prestigiosa Coppa Italia. Come vi dicevo, il pasillo d'onore, gli applausi, davvero un bel gesto da parte dei giocatori dell'Unitas, con il capitano Ramella che arriverà per ultimo a chiudere la fila, mentre proseguono gli abbracci anche tra i dirigenti dell'Unitas, squadra che l'anno scorso aveva iniziato tra grandi proclami sotto la guida di Lillo Bonfatto, poi il passaggio nelle mani di Angelo Galfano, che ha fatto davvero bene. E adesso si gode una stagione comunque molto positiva. Stagione molto positiva perché ricordo Unitas è terza in classifica, quindi in piena griglia playoff, ma adesso inizia il suo cammino, il suo viaggio nella Coppa Italia nazionale di eccellenza. Ricordo che si giocherà contro le Campane, contro le Calabresi, non saranno facili come partite anche per via dei lunghi viaggi, ma
mentre intanto gli applausi, non so se li sentite, del pubblico di Fede Saccense all'indirizzo del Città di Avola. Veramente tanti tifosi, tanti sostenitori. Già qualcuno da Avola ha un po' lasciato la struttura, però in generale, ripeto, grande spettacolo di pubblico e di tifo. Mentre c'è il presidente Morgana che ha tenuto, sta tenendo tra virgolette a battesimo i giocatori. Mi sto provando ad avvicinare per provare a capire cosa sta dicendo. Messaggio di congratulazioni da parte di Sandro Morgana, abbastanza formale, abbastanza accorato. E adesso la premiazione, uno per volta, dei giocatori dell'Unitas Sciacca. E adesso la premiazione dei vincitori della Coppa Italia Eccellenza. La prima medaglia è per Voodoo Poighema, Camarà, Fricano. Eccoli qua, invito Salvo Geraci naturalmente a indugiare sulla zona premiazioni. Sabella, l'autore del gol, D'Amico, Caternicchia, Ministretta, Galfano, Tulore, Margaritini, Sinacoli, Nicoletti, Ricciulli, Rodolo, il grande mister Galfano, Mario Nardes, Bartolomeo Ardini, Vincenzo Funaro, Amzacari, Francesco Funaro, Saverio Volpe, Denis Di Mercurio, il dottore Guardino, il preparatore Giuseppe Puglisi, collaboratore tecnico Vincenzo Boco, Alfonso Cipolla, Claudio Fricia, Aurelio Verdi, altro collaboratore, allenatore della Mores, Michele Ferrante, il grande magazziniere Giovanni, colui che alza la coppa, Rosario Licata. È arrivato il momento!
Presidente, vediamo se riusciamo a braccarlo con una dichiarazione veloce. Al momento no, vediamo allora qualcuno in casa Unitas, perché c'è ancora il dubbio sul marcatore. Ma dopo i festeggiamenti andremo da Andrea D'Amico per capire se il gol è suo, anche se lui sicuramente se ne assumerà la paternità. Vediamo se riusciamo a prendere Andrea D'Amico che è lì in mezzo, vediamo se me lo liberano. Abbiamo quello che è ufficiosamente il match winner della partita, perché c'è ancora un po' di dibattito. È il mio, Tu dici che è il tuo? No, a prescindere scherzo da chi sia stato, sicuramente ho messo sta gran palla, sono situazioni che il programma di allenamento ci ha dato coraggio, la punizione, abbiamo fatto gol, penso nel momento migliore per sbloccare il match, poi siamo stati bravi a tenerla viva. Potevamo allargare, rotondare il risultato, però dall'altra parte avevamo anche una buona squadra allenata in maniera impeccabile. Abbiamo parlato anche con Dennis di Mercurio che a sua volta cerca di impossessarsi del gol. Scherzi a parte il gol, dicevamo con Dennis, questo è forse lo step di un lungo periodo di lavoro che dura ormai dall'anno scorso. Tu sei qua già da un po' di tempo, hai vissuto tutti i passaggi. Sì, la società sta lavorando bene, quest'anno volevano alzare un po' l'asticella e gli acquisti hanno dato ragione. Penso che in campionato si stia vedendo che non stiamo sfigurando davanti a quelle due squadre che secondo me se la giocheranno fino alla fine, però lo Sciacca sta lì, ce la giocheremo fino alla fine, poi il verdetto darà sempre il campo, però fino a qui devo fare solo un plauso a tutta la società, al mister e anche a noi giocatori, perché penso stiamo esprimendo il miglior calcio in Sicilia. Perfetto, grazie ad Amico, per noi il gol è tuo, proseguiamo, perché stiamo cercando di capire se il presidente Organa si è liberato, perché poc'anzi era in una conversazione telefonica, ma intanto abbiamo anche il mister Sirugo dell'Avola, l'abbiamo nei paraggi, quindi lo possiamo tranquillamente intercettare tra poco. Tanto vediamo se riusciamo ad andare da mister Galfano, che in questo momento è
Lo interrompiamo, lo disturbiamo, mister. Intanto complimenti. È un percorso, è una tappa fondamentale. Abbiamo parlato sia con Di Mercurio con D'Amico, che c'erano già l'anno scorso. È un altro step in più di crescita di questo percorso che va avanti. Sì, è vero, è vero. Onestamente questa squadra ha fatto un percorso importantissimo. Siamo partiti per cercare di arrivare il più in alto possibile, fare un campionato competitivo, arrivare nei primi 3 posti era il nostro obiettivo. E poi man mano che andavamo avanti in Coppa abbiamo capito che anche con le squadre forti non siamo mai, anzi sul piano del gioco forse abbiamo fatto meglio ancora degli altri, e quindi abbiamo fatto un percorso stupendo, è una grossissima soddisfazione anche perché abbiamo fatto la storia, credo, dello Sciacca Calcio, quindi sono felice per i tifosi, per la società che mi ha dato una grande fiducia, che mi ha scelto, e per i ragazzi che veramente sono messi a disposizione, mi sopportano più che sopportare io loro, perché magari pretendo troppo, però poi davanti a queste soddisfazioni. E poi niente, volevo dedicare questa vittoria a mia mamma che non sta molto bene, a mia famiglia che mi hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, a mia moglie e ai miei figli. Tanto mister, quanto è bello, al di là dell'aver vinto la Coppa, vincere davanti a tutta questa gente che è venuta fino a Paternò per incitarvi. Infatti non è tanta la Coppa, è questa la bellezza, no? La bellezza dello sport, grande tifoseria. Mi auguro e ci aspettiamo di più quando giochiamo a Sciacca, perché devo essere sincero, l'ho detto già 3 volte, in base a quello che ha fatto questa squadra ci sono poche persone alla domenica, quindi io mi auguro che questo sia un viatico per sostenerci di più, perché questi ragazzi hanno veramente bisogno di loro. Sono assolutamente d'accordo, mi complimento ancora mister Gaffano, la lascio al proseguo della festa, buon rientro e buon proseguimento anche di stagione. Vediamo se riusciamo anche a intercettare Attilio Sirugo, allenatore del Città Diavola, che ha fatto un percorso straordinario e sta facendo anche un percorso straordinario in campionato. Ricordiamo che è al 4° posto in un girone che vede squadre come Modica, come Milazzo, come Vittoria, e poi direi di interrompere la diretta dal Falcone Borsellino di Paternò. Tanto prosegue la festa, a noi dispiace non potervi mostrare gli spalti che sono ancora pieni di tifosi dell'Unitas Sciacca che stanno festeggiando con i giocatori, con la Coppa. È veramente bello quello che... Io sono al momento testimone al posto vostro, chissà cosa sarà stato giocare 96-97 minuti con questo clima. Attendiamo che si liberi mister Sirugo, che è attualmente con i colleghi, e poi ci congediamo da questa lunga diretta che dura ormai da parecchio. Sono le 5, la diretta va avanti dalle 2:20 del pomeriggio praticamente. Mister, vai tu? Vai tu, dai. Aspettiamo un altro paio di minutini mister Sirugo. Io ne approfitto per ricordarvi anche quelli che sono gli appuntamenti, naturalmente gli highlights di Unitas Sciacca Città di Avola. Nel tardo pomeriggio di oggi, a breve avremo anche le immagini da Favara per Castrum Favara Regina, recupero della 16ª giornata del campionato di Serie D Girone I.
poi naturalmente l'appuntamento con Lo Calcio. Noi naturalmente siamo in trattativa per portare la Coppa negli studi di Lo Calcio, vediamo, ci proviamo, non ne assicuriamo nulla, ci proviamo. E poi i prossimi appuntamenti di cui scoprirete tutto nei prossimi giorni. Intanto qui stanno smontando tutto, continua la musica al Falcone Borsellino di Paternò, dove ricordo si è giocata la Coppa Italia di eccellenza, la finale vinta dall'Unitas Sciacca che sta ancora festeggiando. E poi andremo a sentire Mister Siruco che sta completando un'altra intervista e poi interromperemo, chiuderemo il nostro lungo collegamento qui da Paternò e come è giusto che sia ce ne torniamo a casa. E dunque, come dicevamo in avvio di telecronaca, l'anno prossimo la finale a gennaio 2026 si giocherà al Luigi Gurrera di Sciacca, tanto stadio bellissimo dove attenderemo ovviamente le squadre che vinceranno, diciamo, le fasi a gironi, perché solitamente le squadre del girone A si affrontano, poi si affrontano quelle del girone B da un'altra parte di tabellone. Vedremo. Siamo con mister Attilio Siruco dell'Avola. Mister, tutte le finali, quasi tutte le finali si decidono per degli episodi, questa volta gli episodi vi sono andati a sfavore ma non vanno ad inficiare il vostro straordinario cammino. Ma sì, era una finale complicata, lo sapevamo, gli episodi sarebbero stati fondamentali, purtroppo una palla inattiva l'ha decisa. Peccato, perché anche il modo in cui è nata quella palla inattiva è stato un po' sporco, da un possesso a favore nostro, una decisione arbitrale l'ha trasformato in possesso Sciacca e da lì è nato il gol. Ovviamente faccio i complimenti allo Sciacca, al mister Galfano per questa vittoria e gli auguro di proseguire al meglio in questa competizione. Tra l'altro il cammino, il vostro che prosegue in campionato, da matricola state facendo un cammino straordinario, ne abbiamo già parlato in una precedente intervista. Adesso forse riuscirete magari a giocare con l'idea di dire abbiamo una partita a settimana, giochiamocela finché ne abbiamo, perché comunque a dispetto delle assenze, oggi tante assenze anche pesanti, la squadra se l'è giocata alla grande. Sì, devo fare complimenti ai ragazzi che hanno giocato, perché sapevamo di essere molto forti, anche in panchina c'era tanta gente che è venuta in panchina solo per stare con i ragazzi perché erano infortunati, avevo 3 giocatori di movimento disponibili in panchina e quindi anche la possibilità di cambiarla in corso d'opera era quasi nulla. I cambi che sono entrati, i giocatori che sono scesi in campo hanno fatto benissimo e quindi faccio a loro i complimenti, ma non avevo dubbi perché mi fidavo dei miei ragazzi e sapevo che anche con tante assenze avrebbero fatto una grande gara. C'è il rammarico ovviamente, ti ripeto, che nel calcio moderno lo sappiamo, i 5 cambi ti possono cambiare le partite e non aver avuto questa possibilità o comunque averne avuti pochi pesava.
D'accordo mister, intanto complimenti e in bocca al lupo per il proseguo della vostra stagione, ancora complimenti all'Avola. Noi direi, caro il mio Salvo Geraci, che sei lassù, che stai prendendo freddo, chiudiamo questo lungo collegamento qui dal Falcone Borsellino di Paternò mentre prosegue la veste dei giocatori dello Sciacca. L'appuntamento ve lo diamo per highlights, interviste, anzi aspetta, chiamiamo Alfonso Cipolla perché lui se lo merita alla grande. Sapevamo che intanto complimenti Alfonso, sapevamo che eri in dubbio per la febbre, hai fatto di tutto per giocare. Sì, sono stato un bel po' male perché mi è durata una settimana, ho fatto solo rifinitura in pratica e sono sceso in campo. Che dire, l'importante è che è andata bene. Ovviamente non ero al massimo, però ho cercato di dare sempre il massimo come sono abituato a fare. È andata bene e siamo tutti felici per questa vittoria. Tra l'altro tu sei stato al centro delle cronache estive per la scelta importante di coraggio che hai fatto, anche tornare in eccellenza. Per il momento i frutti sono già molto buoni, anche se c'è ancora tanto da fare. Ma guarda, io sono contento della scelta che ho fatto perché comunque ho trovato subito un ambiente sereno, tranquillo, che era quello di cui avevo bisogno, perché avevo passato un momento non tanto bello, mettiamola così, perché era più che altro inaspettato e quindi avevo bisogno di tranquillità e serenità, e questo ambiente me l'ha dato e mi ha aiutato appunto a magari a esprimermi anche bene in campo e perché no, anche qualche coccola che non mi dispiaceva in quel momento. E adesso che c'è questo trofeo, c'è una seconda parte di stagione, la fame aumenta. Sì, no, ma non bisogna mai accontentarsi. Nel calcio abbiamo fatto oggi questa impresa, è già finita. Bisogna pensare a domenica che c'è una partita importantissima in campionato per non perdere terreno con le prime e cercare di blindare quantomeno la zona playoff. Quindi già stasera i ragazzi si divertono, ma da domani bisogna di nuovo mettersi testa sul campo e pedalare. D'accordissimo, grazie Alfonso, complimenti. Ricordiamo l'Unitas giocherà col San Giorgio Piana domenica. Noi chiudiamo il collegamento da Paternò, Unitas campione della Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Grazie per averci seguiti, siete stati tantissimi. Alla prossima. Grazie.